andiamo subito con la categoria novità di quest'anno, Panda Noir, come dicevo, sempre inediti prima ed editi dopo, ed inviterei qui a raggiungerci per la premiazione di questo primo premio che faremo nella seconda parte della serata, sempre lui, anzi nuovamente lui, il diciamo guidatore, colui che conduce la casa editrice castellana, Andrea Tralli, perché il premio che andremo a premiare adesso, Panda Noir inediti, quindi chi meglio di Andrea Tralli, che è il titolare di Panda Edizioni, può premiare il vincitore, perché cosa vince appunto? Un contratto di pubblicazione con la casa editrice di Andrea. Sì, grazie Gianluca. Figurati, ti lascio. Sì, appunto, il Panda Noir nasce un po' appunto, come si dice prima, come il primo concorso letterario che Panda Edizioni aveva promosso, e quindi il vincitore vince la pubblicazione. Io colgo l'occasione di questo piccolo intermezzo perché io sono quello che risponde alle mail, questo l'avevo già detto a qualcuno, a quelli che hanno partecipato alle visite questo pomeriggio. È stato un bellissimo momento, devo dire, anche per il turismo di Castelfranco della nostra città. E io sono quello che risponde alle mail e sono quello che poi va a pubblicare i vincitori. Ma non rispondo solo alle mail dei finalisti, ma gestisco anche la giuria, e quindi, come quasi tutti gli anni, se non ricordo male, però io ci tengo a ringraziare tutti voi per aver partecipato. I manoscritti sono stati più di 150, in totale 3 libri inediti, quindi anche solo il fatto di essere stati selezionati qui ha un signor significato, perché siete comunque nella parte alta della graduatoria finale. Però ci tengo particolarmente a ringraziare il lavoro che hanno fatto i giurati, perché tra l'altro mai come quest'anno sono stati molto bravi, molto puntuali, molto professionali nelle loro valutazioni e si sono impegnati veramente tanto, e quindi volevo chiedere da parte vostra anche un applauso ai nostri giurati. Bene, quindi ora chiamiamo dentro la nostra Francesca, che ti consegnerà, Andrea, come di consueto facciamo quest'anno, la busta con il nome del vincitore di questa categoria. Allora, il vincitore della categoria Panda Noir inediti è Paolo Del Pino con I Senza Volto. Buonasera Paolo Del Pino, prego qui in centroscena, può appoggiare, anzi che do una mano, sì, ci mancherebbe, così, ecco, che così esponiamo anche i premi, facciamo vedere anche, prego Andrea. Sì, allora, niente, io volevo chiederle, signor Del Pino, il suo libro è di estrema attualità, nel senso che lei ha scelto una tematica particolare. Ci vuole dire chi sono i senza volto? Eccolo il microfono. Ma i senza volto? Prego, si sente, sa? Sì. I senza volto sono quelli che comandano il mondo, diciamo così, e non si fanno conoscere. In particolare i padroni della finanza. Non si deve parlare di banche, si deve parlare di assicurazioni. Hanno proprietari, hanno proprietari, hanno gente che manovra, hanno soprattutto staff organizzatissimi di professionisti che gestiscono i grandi dati, le conoscenze, ecco, sono loro, però non figurano, a meno che uno non vada a sfogliare magari Fortune e guarda la classifica generale, però è del loro interesse precipuo non farsi riconoscere. Abbiamo avuto anche in Italia figure di capitani di industria, va bene, famosi, ma che però erano uomini pubblici. Questi non sappiamo chi sono, ecco perché hanno detto senza volto, questo è un po' discorso. Sì,
E infatti io vi inviterei ad accomodarci e a creare l'atmosfera, grazie a Daniela De Luci, perché andremo ad ascoltare un brano tratto dal libro di Paolo Del Pino, I senza volto. Il tram su cui mi trovavo era fermo da un paio di minuti a un centinaio di metri da piazza Cordusio, dalla quale proveniva un confuso vociare. Alcuni passeggeri, rivoltisi al conduttore per avere lumi, si erano sentiti rispondere che causa dell'arresto era una manifestazione. Di chi? Aveva chiesto uno di loro indispettito. L'interpellato aveva levato un braccio per poi lasciarlo ricadere. Non aveva idea. Una signora di mezza età aveva alzato le spalle. Saranno i soliti operai. Perché lei ha qualcosa contro gli operai? Era intervenuto un distinto signore che, a onta dell'aspetto, coltivava sicuramente opinioni democratiche. Se manifestano, avranno le loro buone ragioni, magari hanno perso il lavoro. Far da pacere era prontamente intervenuto un giovanotto che stava leggendo l'articolo di spalla del Sole 24 Ore. No, aspetti, non si tratta di operai. Vede, qui c'è scritto che sono i piccoli azionisti di Credito 2000. Avevano annunciato un raduno proprio in Cordusio, davanti alla sede della banca. Il motivo? Aveva chiesto il signore di opinioni democratiche, che pareva non provare troppa simpatia per quella gente. Qui spiega che è per difendere i loro risparmi. Quasi contemporaneamente era giunto via altoparlante l'annuncio che la corsa era interrotta e i passeggeri erano invitati a scendere. Dopo qualche protesta, questi si erano rassegnati ad abbandonare il mezzo ed erano sciamati via chi qui e chi là. Bene, grazie al nostro lettore Franco, e invitiamo Paolo Del Pino a ritirare di nuovo i premi, nel senso di tirarli dal tavolino fino alla fine d'ora. Diceva Paolo, non si sente appunto col microfono. Stiamo aspettando e quindi preferisco raggiungere auguri. Grazie mille. Quindi salutiamo Paolo Del Pino con i suoi senza volto musica.